Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ora è ufficiale l'ordine con cui appariranno i simboli delle liste sulle schede elettorali in Friuli Venezia Giulia per le elezioni politiche del 25 settembre. Questa mattina il sorteggio in Corte d'Appello a Trieste. Alla Camera l'ordine prevede al primo posto Azione Italia Viva, seguita da Italexit, Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di Centro, quindi la coalizione di centrodestra, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Lega, Alternativa per l'Italia, Vita, Italia Sovrana e Popolare, Unione Popolare e infine il centro-sinistra con impegno civico, PD, Verdi Sinistra più Europa. Per quanto riguarda il Senato, in cima alla lista c'è Vita, seguita da Unione Popolare, Alternativa per l'Italia, il centro-sinistra, impegno civico, PD, Verdi Sinistra più Europa, Italexit, quindi il centrodestra, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Lega, Movimento 5 Stelle, Mastella Noi di Centro, Azione Italia Viva e per ultima Italia Sovrana e Popolare. Oggi si apre l'anno scolastico con il ritorno dei professori a scuola. Nei prossimi giorni ritorneranno fra i banchi anche gli alunni per la ripresa delle lezioni. L'auspicio è che sia il primo anno senza mascherine. Ci colleghiamo con Daniele Micheluzzo. Siamo al Liceo Copernico di Udine in compagnia del dirigente scolastico Paolo De Nardo, che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della provincia di Udine. Siamo a settembre e questa tra l'altro sarà una delle prime, se non la prima scuola in cui i ragazzi torneranno sui banchi, perché qui le prime tornano quando? Il 7? Il 7 settembre sarà il primo giorno di scuola per i ragazzi e le ragazze delle classi prime e 2 giorni dopo inizieranno anche gli altri. Un avvio anticipato perché? Ma perché vogliamo accogliere i ragazzi e le ragazze spiegando loro entrano in una nuova realtà che è quella della scuola secondaria di secondo grado e c'è bisogno di accompagnarli dentro questa nuova realtà che è molto grande, molto diversa da quella che hanno vissuto finora. Ecco, sarà un anno di ritorno, si spera, alla normalità, non più le mascherine, il compagno di banco ritorna, insomma siete pronti anche a questo ritorno al passato? Allora c'è un ritorno alla normalità, ma bisogna mantenere la prudenza, per cui naturalmente non ci sarà l'obbligo di mascherina, però invitiamo tutti a grande prudenza, etichetta respiratoria, igiene delle mani, evitare gli assembramenti, sono tutte cose che ci aiuteranno comunque a vivere bene quest'anno scolastico. Anche la ricreazione sarà libera? Anche la ricreazione sarà libera con queste attenzioni che ho appena detto. Allora, abbiamo detto 1° settembre, qui i grandi lavori sono iniziati, i docenti ritornano a scuola per cominciare insomma, le pratiche. Che anno sarà anche non solo per questa scuola ma per tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista dell'organico dei docenti? Come stiamo in questo senso? Allora, stiamo abbastanza bene, gli uffici stanno lavorando e contiamo di avere la gran parte dei docenti in cattedra già dal primo giorno di scuola. Chiaramente non sarà dappertutto così, le realtà saranno diversificate, qualche docente arriverà più tardi, come è normale con questo sistema di reclutamento dei docenti. Che voi come ANP chiedete di cambiare da tempo, ecco, dove si dovrebbe andare? Noi come ANP abbiamo un'idea che è quella di responsabilizzare le scuole nell'assunzione del personale e credo che questa sia un'innovazione che andrà presa in considerazione per il prossimo futuro proprio per evitare situazioni in cui non ci sono gli insegnanti in cattedra da subito. Grazie allora e buon avvio di anno scolastico al Copernico e poi a tutte le altre scuole. Grazie a voi e soprattutto buon anno ai nostri studenti e studentesse. Grazie a Paolo De Nardo del Liceo Copernico, è tutto, vi ridiamo la linea. E come detto sarà un anno di ritorno alla normalità per la scuola dopo la complicata stagione del Covid. Questo almeno nelle intenzioni della Giunta regionale che auspica di poter intervenire su alcuni problemi endemici dell'istruzione in Friuli Venezia Giulia. Siamo vicini alla ripresa della scuola, sarà un anno di normalità, possiamo dirlo, almeno l'intenzione è anche quella a livello nazionale con un governo che comunque sta cambiando. L'intenzione è di restituire la normalità in maniera stabile al sistema scolastico, non solo per quello che ha vissuto negli anni del Covid, ma per la nuova centralità che la scuola sta assumendo all'interno del dibattito politico. Sicuramente l'amministrazione regionale, oltre agli interventi strutturati che fa ogni anno, sta concludendo il protocollo aggiuntivo per le risorse di 3 milioni di euro che garantiranno il personale di ogni livello, dal personale ATA al personale ai docenti, al personale di sostegno, ai DSGA, ai DS, tutto ciò di cui
le scuole hanno bisogno, lo facciamo ovviamente con un occhio d'attenzione per le aree nelle quali i problemi demografici sono più pesanti o per le aree nelle quali le distanze geografiche costringono a creare le pluriclassi, quindi sicuramente la montagna e sicuramente le zone più periferiche. Siamo alla pandemia, all'analisi della Fondazione Gimbe sull'ultima settimana di agosto che ha fatto registrare un calo nei contagi da Covid-19. Sono solo 9 le province in Italia in cui la settimana dal 24 al 30 agosto abbia fatto registrare un aumento dei nuovi casi di Covid-19. Nessuna di queste è in Friuli Venezia Giulia, che anzi, con Gorizia, ha uno dei dati migliori a livello nazionale, meno 43%. Numeri che segnalano come la pandemia in questa nuova ondata estiva abbia raggiunto una fase di stallo. La variazione di nuovi casi in regione è del meno 26%, un quarto in meno quindi di nuovi casi positivi da una settimana all'altra. La percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva migliora leggermente, mentre peggiora quello dell'occupazione delle aree mediche, salita al 12,6%, pur lontana dalla prima soglia di rischio. Ciò su cui punta la Fondazione Gimbe, che ha analizzato i dati settimanali, è la secca in cui è finita la campagna vaccinale in Italia. In Friuli Venezia Giulia, un abitante su 10, al di sopra dei 5 anni, non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, a cui si aggiunge un 2,8% che è guarito da meno di 180 giorni e che quindi può ancora contare su una minima copertura anticorpale. La nostra regione è la quart'ultima nel dato delle vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni, con solo un bambino su 4 protetto e solo il 15% delle persone aventi diritto che ha effettuato la quarta dose. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 591, sono stati rilevati con 4.076 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altri reparti, 148, si registrano 3 decessi a Udine. Una 92enne di Chions potrebbe essere la prima vittima del virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. Il dubbio verrà tolto dalle analisi che sono in corso da parte di ASFO. Anche una 85enne è deceduta positiva, ma secondo i medici la sua morte non è strettamente imputabile al virus. Intanto prosegue la disinfestazione sul territorio. È una 92enne di Chions la potenziale prima vittima del virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. Il condizionale è d'obbligo in attesa degli esiti degli esami che ne daranno la certezza, ma i medici propendono per il sì. La donna era ricoverata in ospedale a San Vito al Tagliamento ed è deceduta per un'encefalite. Anche un'85enne di Cordenonse è deceduta positiva al virus, ma in questo caso la febbre del Nilo avrebbe aggravato un quadro clinico già critico. Proseguono intanto le operazioni di disinfestazione contro la zanzara, principale vettore del virus in tutta la regione. Sono 22 finora i comuni in cui è stata effettuata la misura adulticida e quindi mirata a uccidere le zanzare adulte. Tra i capoluoghi Udine e Pordenone sono già state bonificate. Le operazioni riguarderanno anche Gorizia, dove si è registrato un caso positivo a Piedimonte. 20 finora i casi registrati, di cui 3 in provincia di Udine e tutti gli altri, oltre al caso isontino, in provincia di Pordenone, perché ha contatto con il Veneto, dove il virus è molto più diffuso. Tanto che a Pordenone e in diversi centri della provincia verrà effettuata un'ulteriore disinfestazione larvicida, mirata quindi alle zanzare non ancora sviluppate. Poi, a seconda dell'evoluzione del virus, la regione valuterà altri interventi. Il Comitato per la difesa dell'ospedale di Cividale ha dato vita questa mattina a un sit-in davanti al nosocomio. A loro parere la riapertura ieri dell'area per 17 posti non basta. La riapertura del reparto per 17 posti acuti a Cividale non rasserena gli animi dei comitati, tanto che oggi si sono radunati dinanzi al nosocomio del capoluogo ducale per avanzare altre istanze, quelle ribadite in altre manifestazioni. Sabato invece i comitati si ritroveranno per un altro presidio per chiedere sempre il potenziamento dei servizi ospedalieri a Gemona. Ribadiamo noi, per chi non l'avesse capito ancora, la riapertura del pronto soccorso della medicina per acuti con puntini sulla I, il laboratorio analisi e la radiologia. Alla manifestazione odierna sono stati portati anche i mal di pancia delle valli del Natisone.
Noi abbiamo visto che a livello delle valli, a livello del Cividalese, i sindaci che sono stati spronati dai comitati non hanno mai detto una parola o un sì per quanto riguarda l'apertura dell'ospedale di Cividale e dei relativi servizi. Non vogliamo un Catinara. Potenziare i servizi negli ospedali secondari è un imperativo assoluto, anche secondo la Presidente dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato. Noi siamo qua per sostenere i comitati, per chiedere di aumentare i servizi sul territorio, proprio al fine di decentrare quelle che sono le visite per quanto riguarda le visite mediche e gli interventi minori, proprio perché anche c'è un sovraffollamento nell'ospedale di Udine. Siamo alla cronaca, grave incidente stradale questa mattina alle 4 in via Casarsa, Orcenico Superiore di Zoppola, per causa del vaglio dei carabinieri di San Vito al tagliamento. Una Suzuki condotta da un uomo di 50 anni del posto è finita contro il muro di un'abitazione. Sul posto sono tenuti vigili del fuoco, personale del 118, anche con l'elisoccorso. L'automobilista è stato ritrasportato all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono serie. 2 granate risalenti alla Prima Guerra Mondiale sono state trovate da alcuni escursionisti a Paluzza, rispettivamente sul Monte Terzo e Fas, a quota 1550 metri. Le aree sono state immediatamente transennate dai carabinieri, anche perché 2 ordigni bellici sono in pessimo stato di conservazione. Nei prossimi giorni verranno fatti brillare dai militari del Genio. Costi dell'energia troppo elevati e allarme per le imprese friulane che si trovano costrette a richiedere l'apertura delle procedure di cassa integrazione in attesa che la politica nazionale di concerto con quella europea trovi una soluzione per abbatterli. Si fa sempre più alta la preoccupazione delle aziende friulane per il rincaro dei costi dell'energia e sono costrette a richiedere l'apertura delle procedure di cassa integrazione a scopo preventivo. Molte nostre imprese stanno chiedendo preventivamente la cassa integrazione perché poi nel momento del bisogno bisogna essere pronti. Non abbiamo certezza che questa cassa integrazione venga poi utilizzata. Speriamo che l'intervento governativo italiano o europeo possa dare una mano. La situazione va risolta con degli impegni a livello europeo. Cosa intendo? Parlo di appunto tetto al prezzo del gas, parlo dello sganciamento del prezzo del gas dal prezzo dell'energia. Chiediamo di iniziare immediatamente con i risparmi. Francia e Germania lo fanno già da mesi, ma non solo, noi chiediamo anche che venga messa una quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili a disposizione delle aziende a livello governativo, quindi a prezzo amministrato. Sono tutta una serie di ipotesi che sono sulla tavola da parecchio tempo. La carovana dei ghiacciai fa tappa in Friuli, oggi la salita al Montasio per monitorare la situazione attuale. I ghiacciai sono sempre più a rischio estinzione, per questo è importante sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto che minacciano di trasformare per sempre la morfologia del nostro territorio. E così la carovana dei ghiacciai, nell'ambito di un progetto sostenuto da Legambiente, CAI e dagli Atenei di Udine e Trieste, fa tappa in Friuli il 1° e il 2 settembre. La quinta e ultima tappa del progetto, che ha già attraversato l'Alco Alpino partendo da ovest il 17 agosto, prevede una giornata di monitoraggio e osservazione del ghiacciaio del Montasio, l'unico in regione, con salita in mattinata e rientro nel tardo pomeriggio. Testimonial dell'iniziativa, a cui prenderanno parte diversi esperti, sono gli alpinisti friulani Nives Meroi e Romano Benet. A conclusione della giornata ci sarà il saluto al ghiacciaio, omaggio alla bellezza e al prezioso servizio che svolge. La tappa terminerà il 3 settembre con la conferenza stampa di presentazione dei dati a Udine. Questa sarà l'occasione per fare il punto sul ghiacciaio del Montasio, che si è ristretto negli ultimi anni, anche se in maniera meno evidente rispetto ad altri. La carovana ha fatto tappa anche sul ghiacciaio della Marmolada, che a luglio è stato teatro di una tragedia che ha visto la morte di 11 persone, fatto che ha riportato fortemente l'attenzione pubblica sul tema dello scioglimento dei ghiacci. Sulle Alpi l'aumento delle temperature medie dal 1850 ad oggi è stato di circa 2 gradi, il doppio rispetto alla media globale, mentre nello stesso periodo le aree coperte da ghiacciai si sono ridotte di oltre il 50%. Dalla fine degli anni 80 è stata inoltre registrata una notevole accelerazione di questo trend e non sono mancati i segni di una rapida trasformazione. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.